Ben arrivati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi e i nostri ospiti, ve li presento immediatamente, quindi siamo con Michele Boato, direttore Eco Istituto del Veneto, grazie di essere qui con noi, e con Carlo Battagello, consigliere comunale di Cassola in provincia di Vicenza, e Gidio Bizzotto, comitato no gassificatore, sempre Cassola. Allora, la presenza di questi ospiti è dovuta a un intervento di un telespettatore. Io spesso sollecito chiamate, mandateci le vostre mail, sollecitate una tematica, un argomento che riguarda il territorio. Noi nei limiti del possibile cerchiamo anche di attivarci, di dare delle risposte o comunque sollevare il problema e poi cercare di approfondirlo. Dico nei limiti del possibile perché ovviamente non sempre si può fare di tutto. Ho chiamato un telespettatore dicendo che c'è una situazione molto particolare, che riguarda il comune di Cassola ma anche di Rossano Veneto. È una situazione che comunque coinvolge, va oltre la regione del Veneto, per cui è di un interesse collettivo diffuso, molto importante per l'ambiente, e da lì è nata l'iniziativa di invitare in trasmissione chi se ne occupa, farci capire che problema è e soprattutto andare un po' oltre, quindi dare una spiegazione in generale. Si parla sempre di riciclo dei rifiuti, si parla di cercare in qualche modo di tutelare la salute dei cittadini e si parla di green economy, quindi trarre anche economie e fonti energetiche alternative dal recupero dei rifiuti più che dal loro smaltimento in discarica e quindi dalla combustione e incenerimento che dir si voglia. Allora, questi impianti come funzionano, dove sono sul territorio, e possono ancora per legge essere costruiti impianti che invece prevedono l'incenerimento dei rifiuti con danni, perché emissioni gassose nell'atmosfera o come un residuo che deve essere a sua volta recuperato da altre parti, e dove possono insediarsi questi impianti. Allora, per parlare di questo e poi per andare nello specifico del problema di Cassola, andiamo a capirlo con Michele Boato. Grazie di essere qui con noi. Lei è un esperto veramente del settore, ci inquadri un po' la situazione, sia dal punto di vista normativo che anche ambientale. Le leggi europee da sempre, ormai da 20 anni, dicono fare di tutto per ridurre e riciclare, smaltire il meno possibile, sia discarica sia incenerimento. La legge italiana recepisce questo con molto ritardo, ma il Veneto è la regione in Italia che fa di più dal punto di vista del riciclo, sia dal punto di vista del riciclo degli urbani, e ormai il Veneto è quasi al 60% degli urbani, alcune province come Vicenza, come Treviso sono quasi al 70%, e quindi il problema, diciamo, è stato affrontato bene, sia, e non si sa di solito, dal punto di vista dei rifiuti industriali speciali, che sono 4 volte tanto, si vedono meno perché non sono per le strade della città, ma sono quantità enormi. E nel Veneto abbiamo fatto un convegno recentemente, lei ha in mano proprio gli atti di questo convegno, si è verificato che abbiamo nel Veneto una situazione addirittura superiore al 60%, il 62% di riciclo. Quindi noi ottimi numeri, quindi. Degli speciali, ottimi, e ce lo invidiano in tutta Europa, perché una volta dal Veneto si andava in Germania a vedere come si deve fare, adesso dalla Germania vengono qua. Per esempio c'è un comune qui vicino in provincia di Treviso, a Vedelago, dove c'è un impianto che è diventato una mecca, perché va al riciclo del 99% dei materiali. Quindi voglio dire, dal punto di vista della situazione e della tecnologia siamo assolutamente a puntino. Ma perché riciclare e non bruciare? Esatto. Perché ci dicono, ma se si brucia viene fuori energia. Certo che si recupera energia, ma il rapporto è assolutamente a favore del riciclo. Si è creato 2 anni fa un consorzio di riciclatori della plastica. E io non sono mai stato grande amico della plastica, però è molto meglio riciclarla la plastica che bruciarla. Ho fatto degli studi, sono arrivato agli studi della MIT americana, l'università dal punto di vista del top a livello mondiale, e arrivo a questi dati che bruciare il PET, le bottiglie di plastica, mi dà una certa quantità di energia, 3 gigajoule. Se invece la riciclo, ne risparmio per fare ancora altre bottiglie 85, cioè 26 volte tanto. Il rapporto è esaltante, cioè 26-1, vuol dire che assolutamente non vale la pena bruciare la plastica. E allora perché la bruciano? Perché c'è una legge in Italia, che si chiama CIP6, adesso certificati verdi, che foraggia
l'incenerimento, è una cosa assurda. Allora loro bruciando non è che recuperano tanta energia, recuperano i soldi delle nostre tasse che gli arrivano attraverso il governo e si fanno un business. Bruciare la carta è la stessa cosa, non è 1 a 26 ma è 1 a 4. Cioè se io riciclo la carta... Quindi vuol dire la riutilizzo in qualche modo? Nella cartiera, come certo, carta da macero, io recupero 4 volte tanto l'energia che se la brucio, perché se la brucio produco 1, se invece la riciclo risparmio 4 per fare nuova carta. Questo vale anche per gli altri tipi di plastica, non 26 ma 12, 10 e così via. Ecco perché l'Unione Europea, che questi dati li ha, e devo confermare che a livello europeo, ma anche a livello ormai del governo italiano, saremmo assolutamente in grado di affrontare, ma l'Enel, la potenza dell'energia, la potenza soprattutto delle industrie degli inceneritori. Non dimentichiamo che uno dei principali produttori di inceneritori è la Presidente della Confindustria Marcegaglia, che ne sta costruendo in questo momento 5 solo in Puglia, hanno questo vantaggio economico. Allora noi in Regione siamo riusciti 2 anni fa a fare un articolo di legge, dico noi perché sono i comitati che sono andati in Regione e hanno trovato l'accordo con tutti i partiti della Regione, assessore regionale in testa, Maurizio Conte, che dice d'ora in poi si punta al riciclo e si bloccano gli impianti di incenerimento e le discariche. Questo avviene solo nella regione del Veneto o in tutta Italia? Questo è proprio in avanguardia la regione del Veneto, assolutamente in avanguardia. Che è una cosa positiva per l'ambiente. Ma sta in linea con la legge nazionale, con la legge europea, quindi certo, nessuno può dire non potete farlo questo. Assolutamente. Che cosa, allora per spiegare anche un attimo la presenza dei nostri 2 ospiti, quindi andiamo nello specifico, poi torneremo sul tema generale che è altrettanto importante. Alla luce di questo, cosa sta succedendo nonostante questo divieto normativo? Sta succedendo una cosa strana, è veramente una cosa strana. Una ditta che si chiama Carizia presenta al comune di Cassola e alla provincia di Vicenza una proposta di fare un impianto che chiama impianto industriale di recupero di materia da rifiuti non pericolosi e pericolosi, cioè rifiuti diciamo speciali industriali. Recupero di materia nella legge italiana si chiama riciclo. Riciclo, esatto. Ecco che in Regione, leggendo solo questo titolo, cominciano a dire beh, ma se è un recupero di materia noi siamo favorevoli perché stiamo bloccando l'incenerimento dei rifiuti, la discarica, non il recupero di materia. Ma non bisogna mai fermarsi al titolo. Apriamo la copertina, andiamo a pagina 1 e qui ci dicono che si concretizza questo impianto nella produzione di un gas da gassificazione, gas di sintesi o syngas. E questo gas si brucia, alto buon potere calorico, per produrre energia elettrica e quindi non è più un impianto di recupero di materia. La frase dopo dice la frazione residua, il 40 più o meno per cento da progetto, non gassificata, può essere destinata ad altri impianti di recupero per ricavarne materie prime e secondarie. Ma sono altri impianti, non questo impianto. E allora noi diciamo che la Regione Veneto deve stare molto attenta perché la stanno imbrogliando. Ecco, lei tra l'altro è in modo particolare del Ecoistituto del Veneto, sì. Quindi un ente direttore, sì. Quindi di un ente regionale? No, non della Regione, no. È un ente no profit che lavora spesso in collaborazione con la Regione. Comunque avete delle collaborazione gratuita, Quindi siete un ente che viene consultato? Che fa ricerche ambientali, ma sempre e solo dal punto di vista del bene comune, non per l'interesse di un'azienda, certo. Soltanto perché ci interessa che venga difeso l'ambiente e quindi la green economy, quindi un'economia. Quindi leggendo, siete stati avvalorati in questa vostra interpretazione oggettiva anche da altre persone, altri soggetti? Noi abbiamo consultato parecchi esperti perché nel nostro Ecoistituto collaborano persone sempre a livello volontario che sono dei grandi tecnici, industriali, chimici, eccetera, biologi, e l'analisi è dalla prima all'ultima delle 85 pagine, scusa, delle 67 pagine, è l'analisi di un impianto di gassificazione. Allora si va a vedere che cos'è un impianto di gassificazione. Esatto, spieghiamolo un attimo che cos'è ai nostri telespettatori, perché quando si dice gassificatore non è ben chiaro di cosa si tratti. Allora si tratta di prendere dei rifiuti
e di bruciarli ma in carenza di ossigeno. Se fosse in assenza di ossigeno saremmo in un'altra tipologia ancora, pirolisi. Comunque sono sempre i nuovi tipi di inceneritori che, essendo in carenza di ossigeno, trasformano questa materia in gas che a sua volta verrà bruciato ed emette un po' meno fumi che non un inceneritore tradizionale. Quindi c'è un leggero miglioramento ambientale, perché meno ossigeno vuol dire meno ossidi di azoto, ma è un leggero, la diossina c'è lo stesso, tanto per capirsi. Ho capito, quindi questo problema esiste, non è di poco conto. Nella legge italiana viene trattato il glassificatore e la pirolisi esattamente negli stessi termini dell'inceneritore, con recupero di energia, cioè gli stessi limiti, ha esattamente tutte le stesse caratteristiche. Ma allora quando c'erano le proteste per il gassificatore in altre parti d'Italia, sì, ricordiamo... Attenzione a non confonderlo con il rigassificatore. Bravissimo, infatti è questo che voglio capire. No, non erano proteste per questo tipo di impianto, ma erano un altro tipo. Il rigassificatore è un impianto che è stato collocato offshore nel mare davanti a Porto Tolle e vorrebbero collocare anche offshore davanti a Livorno, ma la regione, tutti si oppongono, ed è un impianto che prende delle navi gasiere che hanno già il gas dentro ma a molte atmosfere concentrato e perciò liquido, e lo trasforma di nuovo in gas, da liquido a gas. Questo è il rigassificatore. È tutta un'altra questione, quindi l'importante è fare anche informazione, perché altrimenti non ci troviamo... Non è un impianto di gassificazione, ma è di trasmissione, arriva il gas e lo trasmette in un'altra forma, appunto. Perfetto. Altri pericoli, altre cose, ma tutt'altro genere di situazione. Allora, consigliere, a lei intanto la parola, voi vi siete trovati che questo impianto, che metratura potrebbe avere, quanti metri cubi potrebbe? 6.500 metri quadri. È abbastanza importante. Di perimetro dell'area, e il capannone sarà sui 5.000. Un ettaro, insomma. Un ettaro. Verrebbe a insediarsi dove nella fattispecie? A sud del comune di Cassola, diciamo, nell'immediata vicinanza del comune di Rossano, proprio a confine. Zona densamente popolata? Siamo a 300 metri dal centro di Cassola, dalla chiesa di Cassola. Le prime case le abbiamo a un centinaio di metri, da 70 a 100 metri. E il problema è proprio il contesto urbanistico di dove verrebbe collocato. Una cosa strana, ci siamo trovati il piano regolatore che va ad autorizzare una ditta che va a lavorare a prodotti di questo genere, rifiuti di questo genere. Ci siamo trovati con questo sparidamo che ci pesa sulla testa e che hanno tutte le carte in regola per il momento. Stiamo lavorando assieme a tutta l'amministrazione con i comitati per vedere quale possibilità abbiamo per scongiurare un impianto. Sì, però il piano urbanistico prevedeva questi insediamenti. Il piano urbanistico prevede e autorizzava anche, concedeva anche la possibilità di creare degli insediamenti di immobili residenziali? Certo, certo. Quindi, produttivi residenziali, c'è qualcosa che non quadra. Il problema è che non abbiamo una zona industriale ben definita, come molti paesi del nostro Veneto. Abbiamo una zona industriale che la chiamo io diffusa, cioè la villetta e il capannone, la villetta e il capannone. E quando ti trovi un'industria che viene a lavorare prodotti pericolosi, metterli vicino a una finestra di un'abitazione diventa difficile. Oltre al rumore, dopo passiamo anche all'entrata, io torno qua. Ma è possibile, visto che deve essere ancora costruito, che si vada a realizzare un'opera del genere in una struttura urbanistica che con il tempo si è intanto modificata alla luce di permessi e concessioni, perché se tutto è lecito... Il Comune sta parlando di modificare questa zona artigianale mettendogli la clausola non impianti, per esempio questi sono impianti pericolosi di prima classe, insalubri di prima classe, quindi dovrebbero stare a distanza isolati, non di 100 metri ma di 1 chilometro dalle È possibile questo? Era possibile perché è stato fatto un piano urbanistico sbagliato, però attenzione, c'è la provincia anche, la provincia sta dicendo che è contraria, anche la provincia lo sta dicendo, non l'ha ancora scritto, ma abbiamo sentito il presidente, il vicepresidente, un assessore ha parlato in un'assemblea l'altro giorno a Cassola ed era scatenata l'assessora provinciale contro questo impianto. Il problema è che l'ultima parola ce l'ha la regione.
E quindi dopo la Regione deciderà in modo via definitivo. Anche la Regione. E in Regione 4 consiglieri regionali, di cui 2 di maggioranza e 2 di opposizione, hanno fatto un'interpellanza che dice chiaramente alla Regione: attenzione, qui ti stanno imbrogliando, ti stanno dicendo che è un impianto di riciclo, invece è un impianto di incenerimento, seppure di nuova generazione. Assolutamente. Allora, torniamo su questo discorso, poi sentiamo anche il comitato, dopo la pubblicità, tra poco. Allora, torniamo a questo discorso del gassificatore che dovrebbe insediarsi in provincia di Vicenza tra i comuni di Cassola e di Rossano Veneto, in modo particolare quindi un impianto che va a bruciare rifiuti diversi e che comunque va a immettere nell'atmosfera anche delle sostanze che possono essere dannose per la salute, per l'ambiente, producendo una parte di energia, però sostanzialmente il problema esiste perché si va a insediare non solo in divieto, essendo un gassificatore in divieto alla regionale del Veneto, ma in un territorio densamente popolato. Dal punto di vista anche urbanistico c'è un problema. Ma quale altro tipo di problema ravvedete voi? Noi abbiamo altri problemi, in quel territorio purtroppo è già oberato di notevoli problemi dal punto di vista ambientale. C'è una discarica che è esaurita ma non è ancora morta, purtroppo passerà alla pedemontana a metà del paese, e quindi la pedemontana è un altro problema grossissimo dal punto di vista ambientale, perché non ci nascondiamo che cosa ci riserva da un punto di vista anche per la salute di PM10, PM200. Però lì agevola il traffico veicolare, io ho visto quello che è successo col passante, è cambiata la situazione, bisogna in qualche modo trovare un compromesso. Questo è un discorso che bisognerebbe affrontare in un modo diverso, perché non agevola il traffico una pedemontana autostradale, agevolerebbe il traffico una pedemontana superstradale con inserimenti, invece lì siamo al casello chiuso come prima, come un'autostrada qualsiasi, quindi il traffico locale ci perderà, perché si sa già di tratti, per esempio, di tangenziali che verranno eliminate, quindi questo è un problema. Comunque siete in una zona delicata. È un problema molto serio, perché è stato trattato sempre come un solutore del traffico della pedemontana, invece complicherà la situazione invece sulla pedemontana. Per quel che riguarda allora il gassificatore, appena se ne è avuta notizia i cittadini si sono ribellati, perché giustamente non si può continuare a calare sopra una comunità tutto e di più. Tra l'altro, come diceva qui il nostro consigliere, il nostro territorio non è un territorio ampio, libero, è un territorio tutto urbanizzato, ci sono abitazioni dappertutto, quindi inserire strutture di questo tipo bisogna inserirle comunque, se si vogliono inserire bisogna inserirle in mezzo alle case, come è successo in questo caso, perché abbiamo a 120 metri a sud una intera via di Rossano Veneto abitata, a ovest c'è l'asse lungo Lezzellina che è abitato, a nord c'è un'altra intera via abitata, come ha detto il consigliere, a 300 metri c'è il paese di Cassola, a sud 300 metri c'è un asilo nido di Rossano. Cosa vuole? È tutto un tessuto urbanizzato, non si può continuare a buttarla le cose con questa leggerezza. Noi ci siamo attivati e abbiamo cercato di coagularci e abbiamo giustamente fatto intervenire anche l'amministrazione comunale che si è pronunciata, sia quella di Cassola che quella di Rossano si sono pronunciate assolutamente per il no al gassificatore, quindi anzi il sindaco di Cassola oggi non è potuto venire, mi ha detto di dire pure tranquillamente in trasmissione che l'amministrazione comunale di Cassola è fermamente decisa a impedire la realizzazione di questo gassificatore. Noi proseguiamo incontrando la gente per sentire da tutti eventuali proposte, eventuali soluzioni, ma purtroppo sappiamo e constatiamo quotidianamente. Qui vediamo le immagini relativamente proprio al discorso che stiamo parlando. C'è qualche striscione che... quello che voglio capire, è stata interpellata anche la società, l'azienda. La società è venuta a presentare il gassificatore, è venuta a presentare lì l'ingegnere che ha stilato il progetto
si è addentrato molto in piccoli dettagli, anzi fittizi dettagli, perché parlava di recupero di metalli preziosi, parlava di recupero di metalli, diciamo, di valore, e invece, come diceva prima Michele Boato, recupero quella ditta non ne fa neanche un po', perché l'eventuale residuo di metalli preziosi eccetera dovrebbe andare avviato ad altri impianti per vedere se potessero recuperarlo, che poi questo discorso lascia molti dubbi, sa, perché informandoci abbiamo sentito anche all'estero cosa è successo in alcune discariche proprio dove hanno tentato per esempio di recuperare l'argento attraverso l'elettrolisi, non sono riusciti a recuperare un bel niente, hanno lavorato 5-6 anni in una discarica in Spagna e non sono riusciti a recuperare niente. Consigliere, cosa dice riguardo? Cioè, le motivazioni, le spiegazioni che era data questa società, questa azienda, non so. La società fa il suo lavoro, ha visto il business come molte altre industrie e imprese, ha trovato la zona idonea sulla carta che ci poteva stare, forse è un caso, dico io, però nelle immediate vicinanze proprio attaccate già ci sono 10.000 metri prelazionati da un'altra ditta che facendo una visura camerale va a lavorare più o meno gli stessi prodotti, fanghi e comunque prodotti di rifiuti industriali. Una ditta ha già avuto un'autorizzazione su 6.000 metri, mi sembra, sempre di recupero di materiali pericolosi. Sta diventando un polo, se si lascia andare così, un polo del recupero e comunque lavorazione dei rifiuti pericolosi. L'impresa fa il suo lavoro, il comitato deve aiutare l'amministrazione, chiedo qui ufficialmente di continuare la protesta perché Cassola non ha bisogno. Certo, questo è già chiaro. Noi diamo comunque diritto di replica alla società che se dovesse comunque dare delle spiegazioni ulteriori, ben volentieri. Dottor Boato, c'è comunque un business, perché se ne è sempre parlato che dietro il discorso dei rifiuti si creano delle economie anche molto importanti, che dovrebbero essere però ecocompatibili, quindi la famosa green economy dovrebbe reggersi su questo nuovo tipo di economia che darebbe impiego a nuovi lavoratori, dovrebbe attivare e far girare del denaro, eccetera. Può essere questa una motivazione che magari questa azienda dal punto di vista dell'economia e dell'occupazione, che è il problema più grosso, anche qui ci sono dei dati che dicono che proprio non c'è confronto fra il riciclo di un materiale e l'incenerimento, ci sono sbalzi di occupazione enormi. Normalmente si dice che il rapporto è 1 a 15, cioè quando si investe 1 miliardo o 1 milione di euro, certo, adesso diciamo, si crea, mettiamo, un posto di lavoro, e qui se ne creano 15 normalmente. Io ho fatto degli studi assieme a degli esperti del Piemonte che lavorano per la regione Piemonte e mi risultano addirittura 1 a 1000. Cioè spieghi bene che modo guardi, il numero, la ricaduta occupazionale, se vuole le dico proprio i dati così si capisce, è uno studio fatto l'anno scorso praticamente. Se tu investi, per quanto ancora manca di raccolta differenziata in Italia, investi e servono 45 milioni, per ogni uno di questi, 45 milioni di abitanti, 1 miliardo di euro, 1 miliardo, non 45 milioni, si creano 200.000 posti di lavoro. Per gli stessi quantità di rifiuti, se lavori con gli inceneritori ci vogliono 15 miliardi, ecco, già l'1 a 15 è qui, ma per creare 3.000 posti di lavoro. Cioè ognuno di quei miliardi degli inceneritori ne crea 200. Il miliardo per la raccolta differenziata e riciclo ne crea 200.000. Il rapporto sarebbe 1 a 1000. Non ci metto la firma sotto l'1 a 1000, mi basta anche solo 1 a 15. Cioè se la gente vuole creare occupazione senza danneggiare l'ambiente, ma anzi proteggendo l'ambiente, deve andare sul riciclo, assolutamente. Per gente intendo dire anche le istituzioni, e infatti da noi il riciclo è un dato di fatto importante. Io sto dicendo, il Veneto è assolutamente su questa strada. Ho fatto 2 convegni regionali con l'assessore regionale, io non sono mica del partito dell'assessore, cioè non lavoro per il partito, certo, lavoro per l'ambiente. E mi trovo totalmente d'accordo con questa politica che certo, c'è stata fino adesso. Adesso riscontro che in questo caso c'è un strano stop
è addirittura retromarcia della Regione, per cui sollevo l'allarme dicendo attenzione, cosa sta succedendo? Certo. Dovete stare molto attenti a quello che state facendo, perché non solo danneggiate il comune di Cassola e di Rossano, ma danneggiate l'intera regione, perché è una politica regionale che fa retromarcia in questa maniera. Un precedente. C'è una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono Daniele qua da provincia di Treviso Castelfranco. Sì, prego, dica. Saluto in studio, gli ospiti a casa, tutti quanti, specialmente gli anziani che è passato, presente e futuro. Grazie. Chiedo alla regia si alzano il volume perché sentiamo male, grazie. Prego, prego. Sì. Ieri era una bella giornata, no? Sì. Per concludere questa che stiamo facendo sugli ospiti, sono andato a fare un giro con mio figlio. Sì. Allora, nei canali dei pozzetti, vedi bottiglie di plastica, vedi tutto e di più. Allora, i signori che di studio, che apprezzo, che di là, però saranno anche più giovani, mi sono più vecchio. Una volta era bottiglie di vetro, andavi in negozio, portavi le bottiglie di vetro, quando compravi lasciavi un conto e gli portavi indietro le bottiglie di vetro. Oggi come oggi succede questo, c'è plastica ovunque, nei canali di qua e di là, giusto? Però il vetro è sano, la plastica condivido. no. Certo. Quindi signori, torneremo ai valori un po' alla volta, ma spero non sia tardi. Certo. Una volta che era un buon parco la Cassola, Don Bruno, che adesso non lo è più. Comunque avanti sempre, per darti il tutto. Grazie del suo intervento. Il discorso contro l'usa e getta che fa lui, in Italia il governo non l'ha mai voluto fare. In Germania invece dal 1990 c'è una legge che si chiama Töpfer, perché era il nome del ministro dell'ambiente di quella volta, di cui tra l'altro la sottosegretaria era la Merkel, perché proviene proprio da quell'ambito, che ha praticamente obbligato tutte le ditte a vendere le bottiglie con un pegno, quella volta era mezzo, come si chiamava? Marco, adesso non so se saranno 30 centesimi, non lo so forse. E in questa maniera la stessa Coca-Cola che si rifiutava ha dovuto fare non le bottiglie di vetro tanto, perché ne ha fatte poche, ma ne ha fatte di plastica pesante, quella che troviamo quando andiamo in autostrada e ci danno quelle bottiglie molto... E quelle sono vuoto a rendere, durano 100 volte, si potrebbe fare benissimo anche in Italia, quindi non è solo vetro o plastica, ma è vuoto a rendere o non vuoto a rendere. In Italia, ahimè, le società produttrici di plastica, la Monte Edison allora, adesso hanno altri nomi, si sono sempre battute e hanno vinto in Parlamento attraverso i loro emissari per impedire il vuoto a rendere, che sarebbe la soluzione di gran parte di questi problemi. Qui parliamo sempre a un certo punto che alla fin fine scava, c'è sempre dietro a vedere qualche interesse che è preeminente su quello invece collettivo e sociale, assolutamente. Volevo chiedere, visto che stiamo parlando di questo argomento e che quindi riguarda nella fattispecie, per fortuna ancora una fase prodromica, un po' di comuni, perché poi io credo che non siano solo i due comuni, in quanto se si parla di emissione di diossina o sostanze inquinanti... Siamo a due passi da Bassano, esatto, forse qualche Cittadella, siamo lì. Qualche altro si sono comune. espressi altri consigli comunali, cito Rosà, cito Bassano, cito Godego. Contrari. Quindi credo che l'interesse sia più diffuso al singolo comune che magari se la vede crescere accanto. In altre regioni d'Italia, allora la nostra legge regionale, quella della regione del Veneto, poi da noi ci seguono appunto magari anche a Roma, in Campania per esempio, eccetera. Si può parlare quindi di gassificatore, non so. Il gassificatore, attenzione, in Italia ne hanno fatto uno solo ed è in crisi, è in tilt, vicino a Roma. Basta. Ne hanno fatto uno in Svizzera e mi risulta che è molto piccolo, è sperimentale, ne hanno fatto un terzo a Monaco e l'hanno fermato perché non funzionava. In Italia non ce ne sono altri quindi? Sì, stiamo in una situazione sperimentale e le cavie in questo caso sarebbero i cittadini della provincia di Vicenza, questa è la situazione. E è simile alla situazione che 10 anni fa si stava presentando a Montebelluna, dove volevano fare un impianto non come questo, ma sempre un inceneritore di nuova generazione al plasma, e anche lì scava, siamo andati in giro per tutto il mondo e ci siamo accorti che non ce n'era uno che funzionasse in tutto il mondo, cioè vogliono trovare i gonzi che fanno da cavie, insomma. Assolutamente, questa è un'altra cosa. Ne voglio aggiungere un'altra cosa, stiamo verificando se poi è vero che addirittura producano energia, perché l'ingegnere a cui mi sono rivolto, io sono economista e dal punto di vista tecnologico mi rivolgo a un ingegnere impiantista che mi ha fatto notare, attenzione, siccome per gassificare devono portare questa roba a 1300 gradi e la portano
con l'energia elettrica. C'è un costo. Loro producono energia elettrica e poi la usano. Bisogna vedere sempre il ciclo completo. Non si sa neppure se sia inattivo questo ciclo, quindi magari addirittura questo risulterà essere, perché è sperimentale, ricordiamo, risulterà magari essere un impianto che diventa addirittura una cattedrale nel deserto che poi si chiude e rimane lì come, perché non è neanche. Quindi stiamoci attenti anche, io lo dico alla Regione in questo momento, stiamoci attenti anche solo dal punto di vista della produzione energetica, che sarebbe il suo fiore all'occhiello, probabilmente non è neppure questo una cosa vera. Ecco, perché proprio quello che si tratta anche di comprendere è che al di là delle rimostranze comprensibili, legittime di un comune, di cittadini che si vedono un ecomostro, chiamiamolo tra virgolette così, davanti alle finestre di casa o bambini di un asilo che se lo trovano appresso, è da comprendere se un impianto del genere può essere legittimabile nel suo funzionamento anche in altre aree, magari difficile nel Veneto pensare dove possano essere perché siamo talmente densamente urbanizzati. Su questo settore ci sono troppi apprendisti stregoni. Le faccio un terzo esempio clamoroso: l'inceneritore di Verona, costruito 12-15 anni fa a Ca del Bue, fuori da Verona, lontano, vicino all'autostrada. Non ha mai funzionato perché hanno voluto fare il salto in avanti, ci hanno messo una cosa per la parte organica, una digestione anaerobica in assenza di ossigeno, anche lì ma digestione, e sono andati in tilt, hanno speso una quantità enorme di soldi. Adesso altre persone ancora vogliono rispendere il doppio dei soldi di prima per rimetterlo in funzione. E per dire non ne abbiamo bisogno di tutta questa tecnologia, perché anche Verona, buon'ultima, è arrivata alla raccolta differenziata spinta e anche lì ormai sono sopra il 50%. Ecco, però in Germania, ecco c'è una pubblicità, ma l'ultima domanda, in Germania dove arrivano vagonate del nostro rifiuto, no? Sono tutti inceneritori di prima della legge Töpfer, cioè? Tutti inceneritori degli anni '80, che li hanno costruiti pensando che quella fosse la tecnologia del futuro, poi hanno deciso nel 90 di cambiare e sono tutti in crisi di astinenza. Ecco perché vogliono assolutamente che gli portiamo i rifiuti da bruciare in Germania, perché hanno questi impianti che sono rimasti lì. Ma da là cosa ne ricavano? Ne ricaveranno un business senza dubbio. Il business lo paghiamo noi, quando portiamo i rifiuti di Napoli li paghiamo a peso d'oro. Ecco, e li mettono nell'atmosfera che cosa? Una serie di veleni che sono proprio in Germania, perché questa legge Töpfer non è nata a caso, è nata anche sulla base di analisi epidemiologiche attorno agli inceneritori, e il raggio di 10 km, cioè diametro di 20 km, hanno trovato un aumento delle leucemie infantili. Ma non di poco, del 30, del 40, del 50%, a seconda di quanto vicini si andava. Ed è stato questo il meccanismo che ha portato i tedeschi a dire basta, fermiamoci, non ne facciamo più e andiamo ad esaurimento, esattamente come le centrali nucleari. Non è che le hanno chiuse tutte, ad esaurimento, le più vecchie le hanno chiuse. Così stanno facendo con gli inceneritori. Quando ci dicono ma in Germania ci sono inceneritori, sì, quelli fatti allora, non ne hanno fatto più nessuno di nuovo. Quindi siccome questo qua è definibile un inceneritore sostanzialmente, sì. Per semplicizzare tutto, è quasi assurdo di vederlo sorgere in questo contesto. Io torniamo subito con voi, naturalmente se avete poi delle osservazioni da fare approfittatene, chiamate o mandate i vostri messaggi, pubblicità tra poco. Allora, tornando a questo impianto, ma ci sono delle agevolazioni di carattere fiscale, dei finanziamenti, dei progetti europei che possono dare un incentivo senza andare a guardare nell'osco, chissà che cosa, che magari possono spingere anche a costruire questi impianti? Ma sicuramente una risposta più puntuale la può dare il dottor Boato, per quello però siamo a conoscenza che c'è questo CIP6 che possono prendere i contributi sia europei che statali per la produzione, per la lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, e probabilmente queste ditte sono incentivate a mettere nel mercato questo tipo di impianti favoriti il foraggiamento. Ecco, allora, questo tipo di finanziamenti in che termini? Agevola sono quanto? nati nel 1990 tempi tanto lontani, con una legge che doveva incentivare le energie rinnovabili, perché c'era stato il referendum dell'87, ha bloccato il nucleare e è stata fatta una buona legge, solo che
hanno messo la parola energie rinnovabili e assimilate. Su questo assimilate ci hanno fatto entrare le peci di petrolio che Moratti brucia a Cagliari, a Saraco con la sua Saras, e gli impianti di incenerimento. Chi è tifoso dell'Inter sappia che i soldi di Moratti se li ha fatti proprio grazie a questo marchingegno. Bruciano i rifiuti, non sono assolutamente risorse rinnovabili, perché rinnovabili vuol dire l'acqua che torna, il sole che torna, non è la cosa che bruci, non c'è più, quando l'hai bruciata è andata all'aria. Bene, la chiamano rinnovabile assimilata e gli danno i contributi come se fosse un'alternativa a bruciare il carbone e il petrolio, cioè i fossili. Su questo marchingegno, che peraltro l'Unione Europea ci ha più volte sanzionato perché ci ha proprio dato delle multe su questo fatto, ma l'Italia ha continuato e 2 anni fa devo dire che l'Unione Europea ha ridotto questi contributi, ci ha obbligato a ridurli, però ci sono comunque e quindi fanno sempre l'interesse di chi. Esatto. Una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, dove chiama? Da Rossano Veneto. Prego. No, io conosco abbastanza bene il problema, no? E credo che, valutando un po' quelle che sono state le varie posizioni a livello politico, ci sia un po' un rimpallo di responsabilità tra l'una e l'altra parte, cioè tra la provincia, il comune, la regione. Ecco, penso che questo tipo di problematica possa essere risolto solo se tutte le componenti politiche concordano in un'unica via per la soluzione di questo problema. Non so cosa ne pensa magari il dottor Boato, visto che lui ha già trattato anche tematiche similari in altri contesti del Veneto, insomma. Certo. Adesso sentiamo subito il dottor Boato. Grazie del suo intervento. Grazie. Cosa dice? Io 2 settimane fa sono stato a Cassola, un'assemblea enorme, devo dire che si vede una città, e anche di Rossano. Saranno state quasi 1000 persone, una cosa enorme. E appena si sentiva un accenno di polemica, perché ci sono i motivi delle polemiche, ci sarebbero, sia il dottor Bizzotto sia io siamo intervenuti per dire: alto là, fermi. Qui bisogna stare tutti assieme, facciamo finta che non ci siano responsabilità pregresse. Da adesso in avanti, comune di qualsiasi colore, provincia di qualsiasi colore, regione, bisogna andare assieme. Devo dire che c'è stata una risposta positiva, perché abbiamo visto proprio assessori provinciali, comunali, sindaci, consiglieri regionali, come ho detto prima, che si stanno dando da fare tutti assieme, e questa cosa bisogna rafforzarla, perché il tempo non gioca a nostro favore. Assolutamente, ma è importante agire per tempo comunque, come diceva lei, siamo in una fase prodromica, questa può essere anche l'occasione. Fino ad ora non sono state date autorizzazioni e non sono stati dati pareri, bisogna impedire che si diano pareri e autorizzazioni sbagliate. Assolutamente. Quello che volevo chiederle, questa apparecchiatura che abbiamo visto, poi tra l'altro c'è un problema di fondo, la legge regionale non la consente, e quindi al di là del titolo del progetto, che io posso scrivere preparazione dei pescilessi, se però poi nel contesto non sono pescilessi, cioè poi bisogna vedere un po' nel merito, quindi mi sembra anche una questione veramente molto formale e quindi procedurale in certo qual modo. Nella buona sostanza, quando si parla quindi di recupero, smaltimento dei rifiuti, eccetera, quali sono le apparecchiature che è lecito installare nel nostro territorio e che possono essere anche utili per attivare questo discorso della green economy? Tutto ciò che recupera la materia. Recupero di materia, cioè riciclo, vuol dire che prendi la carta da macero e la fai diventare di nuovo carta, prendi l'alluminio e lo fai diventare di nuovo alluminio, e abbiamo tutte le tecnologie. E le abbiamo, quindi queste non sono dannose per l'ambiente. Ma ci mancherebbe, certo, un po' di inquinamento, l'inquinamento zero non esiste, però insomma una cosa è respirare diossina e una cosa è avere un po' di polveri, anche se però lavorando in depressione dentro i capannoni le polveri possono veramente arrivare quasi a zero. Ho visto impianti di compost in depressione, a Vigonza per esempio, dove se tu entri dentro senti un odore enorme, cioè sei in un bosco moltiplicato per 10 come odore, un odore proprio che ti fa andare quasi in svenimento. Esci fuori, non senti assolutamente nulla. L'importante è che la tecnologia ce l'abbiamo ormai, bisogna che sia messa in opera. Altri impianti di compost in passato erano fatti male. Ecco, ho detto compost perché l'altra parte importante dei rifiuti, la parte organica, assolutamente deve tornare a fare la sua
il suo compito, che è quello di tornare alla terra, fare compost, terra ad alto contenuto organico, e poi il legno, e poi persino ormai siamo arrivati persino ai pannolini, non ho detto la plastica, cioè ormai siamo a degli impianti, ho citato prima un impianto in provincia di Treviso, ma non è l'unico, ce ne sono ormai vari, non solo in Veneto, che arrivano anche sulla parte di residuo. Nella raccolta differenziata c'è un residuo che rimane, quel 10% non si deve più dire residuo non riciclabile, perché ci sono degli impianti che con le opportune tecnologie, attraverso un estrusore, si chiama, l'ha inventato Leonardo da Vinci, è una coclea, come si può dire? Una vite senza fine, esce fuori una materia che alla fine diventa anche questa una plastica che fa materiale di seconda qualità, le panchine di un parco, per dire, o i sottofondi stradali. Siamo arrivati al 99% ormai. Ecco, una cosa che le chiedo, perché ci è arrivato sta arrivando diversi messaggi, che questo impianto sarebbe fatto da privati, invece gli altri momenti, gli investimenti sono ingenti da parte degli enti pubblici. In questo caso è un impianto puramente da privati. E si chiedono perché, telespettatori. Perché il privato vuole guadagnarci vendendo l'energia, questo è lo scopo sostanzialmente. A spese di chi? A spese sia della gente che abita vicino, ma anche di tutta la regione, perché devo dire, è successo la settimana scorsa, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione in cui incentiva ancora di più il riciclo, proprio sulla base dei dati dell'impoverimento delle materie prime che abbiamo a livello mondiale. Siamo alla vigilia di crisi che non riguardano più solo il petrolio o l'acqua, ma di tutte le materie prime, quindi il riciclo è stato messo come priorità assoluta. La settimana scorsa ancor più di quello che ho già detto. Assolutamente. Dani all'ambiente, c'era un telespettatore che sta scrivendo dell'asparago di Bassano, per esempio. Ci possono essere? Che da voi siete informati? Ma ci siamo informati, non abbiamo dati precisissimi, però pare che comunque le nanopolveri che vanno a depositarsi sui terreni alterino il pH del terreno e alterino la sua, diciamo anche la sostanza che entra in circolo nei vegetali. Siccome l'asparago è uno dei vegetali più assimilatori, perché recepisce dall'ambiente immediatamente quello che c'è. Le nanopolveri, che sono piccolissime, cioè sono proprio nanopolveri, quindi vengono assorbite direttamente e vengono trasmesse direttamente nel turione che in 3 o 4 giorni cresce, quindi non vanno rielaborate, perché entrano nelle cellule anche umane e quindi entrano anche nelle cellule vegetali. Quindi già da un punto di vista così strettamente biovegetale costituisce già un problema. Assolutamente, ecco, queste sono un po' le risposte alle domande che facevano degli asparagi, oppure l'agricoltura, se ci possono essere danni. E poi per quanto riguarda altre situazioni di altre aziende, ovviamente non abbiamo qui gli esperti, ci sono stati degli esempi che sono stati riportati, comunque le spiegazioni del dottor Boato sono più che esaustive al riguardo. Naturalmente noi cerchiamo di dare delle risposte, oppure anche di affrontare determinate tematiche su vostra sollecitazione, perché non possiamo conoscere tutte le dinamiche del territorio, fare gli approfondimenti, diamo il diritto di replica naturalmente all'azienda qualora volesse intervenire, ben volentieri, e naturalmente se potremo organizzeremo anche una trasmissione con la regione per parlare di queste e di altre problematiche che via via si possono presentare. Speriamo che non ce ne siano naturalmente. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi di aver partecipato e naturalmente noi ci ritroviamo in diretta domani. Parleremo delle piccole città storiche del Veneto. Bene.